Spazi privati in cui ritrovarsi lontano da occhi indiscreti per godere di qualche momento di intimità con il proprio partner. Le hanno già ribattezzate le stanze dell'amore per i detenuti. Il carcere Due Palazzi di Padova sarà il primo penitenziario d'Italia dove verranno create. La sperimentazione dovrebbe partire a breve, sono già previsti sopralluoghi per posizionare dei piccoli prefabbricati mobili, tipo dei container, in un'area verde del cortile dell'Istituto di Pena padovano. Nel 1998, quando è nato Ristretti Orizzonti, e il primo tema affrontato era proprio questo, la negazione della sessualità, ma anche quindi una affettività proprio molto ridotta come quella nelle carceri, no? Quindi era proprio uno dei primi temi che noi abbiamo trattato e che da anni continuiamo a trattare, perché io devo dire che non ci speravo più, e forse se non ci fosse stata la Corte Costituzionale probabilmente la politica non avrebbe fatto nulla. La svolta per far partire questo progetto pilota è stata la sentenza numero 10 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha stabilito l'illegittimità del divieto di colloqui intimi tra detenuti e familiari. La frenata sulle stanze dell'amore però arriva dal sottosegretario alla giustizia, il padovano Andrea Ostellari. Non esiste alcuna autorizzazione specifica riguardante la casa di reclusione Due Palazzi di Padova o altro istituto in Italia a proposito delle cosiddette stanze dell'amore, dice Ostellari. Sarà costituito un tavolo di lavoro per approfondire la questione. Ogni eventuale iniziativa verrà intrapresa dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria. Le carceri hanno bisogno di serietà, non di propaganda, conclude Ostellari. Negare alle persone detenute la sessualità e quindi anche molto gli affetti significa una desertificazione affettiva, e la Corte Costituzionale invita i direttori a fare tutto il possibile per attuare questa cosa, prima anche in assenza di una legge. Quindi non è che qua si parla di propaganda, si parla di una realtà imposta dalla Corte Costituzionale.